Era il 26 aprile 1986, 35 anni fa, il disastro di Chernobyl. Noi stamattina siamo collegati con Giuseppe Carboni, il console onorario della Repubblica Bielorussa a Cagliari, per parlare di quella tragedia immensa, ma soprattutto di quello che è successo dopo, dell'accoglienza dei tanti bambini ancora oggi che si sono ritrovati in una situazione dal punto di vista sanitario molto complicata. Quel disastro ha fatto morti sul momento, ma sta continuando ad avvelenare l'aria di intere zone della Bielorussia. Carboni, buongiorno. Allora parliamo di questa accoglienza dei bambini. In questo momento siete un po' fermi, partiamo da qui. Sì, queste accoglienze che ormai sono ultra ventennali, purtroppo in questi ultimi 2 anni a causa del Covid sono un po' bloccate. L'ultima accoglienza che è avvenuta in Sardegna e anche nel resto d'Italia è stata nel gennaio del 2020, quando eravamo in una situazione in cui il Covid c'era, ma non avevamo ancora una concreta, come dire, non eravamo così, di questo pericolo non avevamo ancora questa sicurezza. Oggi quindi i ragazzi non sono stati né quest'estate, né l'estate scorsa, né questo Natale. In questo momento si sta lavorando per trovare dei protocolli di sicurezza e degli accordi fra le autorità italiane e bielorusse che permettano di fare le accoglienze, ma garantendo la sicurezza non solo dei bambini, ma anche quella dei familiari di chi accoglie, delle famiglie accoglienti, dei volontari, delle accompagnatrici. Certo, è Insomma, molto complicato, bisognerebbe creare dei voli in qualche modo covid-free e poi comunque garantire la sicurezza anche qui, però in quest'anno così complicato non vi siete comunque fermati, cioè questo progetto sì, per forza, ma i progetti di cooperazione sono andati avanti. Cosa siete riusciti a fare quest'anno? sì, chiaramente la cooperazione, quella in loco, è continuata da parte di tutte le associazioni italiane, in particolarmente la Sardegna che è presente in Bielorussia con dei progetti di cooperazione della legge 19. Abbiamo continuato a fare la formazione professionale, abbiamo attivato e stiamo in fase di realizzazione un progetto di sensibilizzazione per favorire l'adozione nazionale di bambini portatori di handicap, un progetto molto importante che vuole intervenire nella cultura dell'accoglienza e dell'adozione in patria, quindi dando strumenti di aiuto anche alle famiglie bielorusse che vogliono adottare dei bambini. In questo senso abbiamo anche attivato un'importante collaborazione che vede protagonista l'Università di Cagliari, la Caritas di Cagliari, la Caritas di Minsk, il Centro Nazionale Adozioni Bielorusso, che è l'autorità nazionale che cura le adozioni. Insomma, la solidarietà non si è fermata purtroppo quel rapporto diretto che vede protagoniste le famiglie sarde, che hanno continuato comunque a sostenere le associazioni e i progetti in Ecco, questi a anni. proposito delle famiglie, siamo veramente in chiusura. Carboni, velocemente, la solidarietà dei sardi si è manifestata in tante situazioni, anche in questi progetti. Quante sono le famiglie coinvolte nei progetti di accoglienza? Ma Molto in questo velocemente, Carboni, che siamo in momento, chiusura. sì, sì. Diciamo che forse in Sardegna quest'anno si riaprono i progetti, arriveranno almeno 100 bambini, 150 bambini. Difficile fare dei numeri in questo momento, visto il blocco temporaneo. Il grande cuore dei sardi, non lo si è saltato il collegamento, ve ne siete resi conto, però insomma l'abbiamo capito qual è il grande cuore dei sardi e lo conosciamo. Noi siamo in chiusura di puntata, quindi facciamo un attimo